Ma buongiorno Renzo, Ma come stai? professor Maggi, lei è tornato nella piccola città di Rovigo. Noi siamo onorati sempre quando lei raggiunge Io il cittadino comune del capoluogo. Delta, Lei è io cittadino cittadino del del Delta, Delta, spezzetto alla mano. ma lei è un cittadino del mondo? Ah, grazie. Allora, ieri sono stato a un incontro, c'era anche Zaia Superstar, Zaia Superstar. Terzo mandato, sei favorevole o contrario? O meglio, terzo mandato e terza età, ti faccio una sopra provocazione. Terzo mandato e E terza terza età. età, per esempio, visto che si parla anche di votazioni in America, Biden e Trump. Sì, Biden che poverino lo stanno tutti massacrando perché dicono che è cotto, sì, forse un po' cotto. sì, lo dicono, Però ecco, lo dicono i giornalisti italiani, adesso bisogna vedere. Che noi scontiamo quello che dicono i giornalisti italiani rispetto. sì, 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 hai visto Crozza come lo prende in giro? Oh mamma, Diciamo Crozza che è strano però che glielo concedano. Beh, in Rai non gliel'avevo mai concesso. E tra l'altro è una televisione americana, Sai, la 9. l'ironia, sì, è Discovery. Eh, L'ironia però è una cosa che è connaturata, soprattutto alla stampa libera. sì, in Rai non gliel'avevo fatto No, fare. ma la Rai, La Rai. sai chi è l'editore della Rai? Chi è l'editore della Rai? In teoria il governo? No, il Parlamento. Ah, che è peggio. Perché è il Parlamento per cui Deve stare a equilibrare. da impazzire e stare dritto. Professor Maggi, lei che è l'uomo, lei che è editore di se stesso, lei che è un uomo liberissimo, però lei è sempre molto parsimonioso nelle battute, devo dire. Sì, perché sei tu il battutista. No, sì, sì, grazie, lei è gentilissimo, però lei è sempre molto, mi permetta, professor Maggi, lei è istituzionale. Quindi, ho un futuro da politico. Questo basta che si decida. Secondo me il giorno che lei deciderà È tardi. è tardi, È tardi. perché la sua preparazione è tale che potrebbe veramente apportare una novità. E poi mi pare che nel mondo della politica ultimamente ci siano molti ambiziosi, come si dice in gergo, parvenu, ma tanti buoni da niente, quindi uno come lei competente farebbe anche. Renzo ti voglio bene. Però, però sai che io sono tutto meno che ruffiano. Allora, Dico la verità, insomma. ritorniamo al Torniamo- focus. Terzo come- mandato. torniamo- Sei favorevole o no? No, No? Ma chi contesta dicono perché un deputato può essere eletto ad libitum e un governatore no? ho capito, perché intanto il deputato è uno dei tanti. Di presidente ce n'è uno solo. Uno e uno solo. E ha poteri molto di più. E ha poteri immensi, Sì. molto. Ma se paragoniamo il potere che ha un governatore con un presidente del consiglio oppure con un ministro. Sì, ma mentre l'elezione del presidente della regione o del sindaco, i comuni sopra i 15.000 abitanti, 2 mandati. I comuni sopra i presidenti di regione, 2 mandati. Ma perché? Perché il potere è tale, cioè la quantità di potere che viene affidata al presidente, o sindaco in questo caso, è tale che dopo 2 mandati, dal terzo in poi si rischia una dittatura, perché poi il potere si autoalimenta. Nel caso del Veneto, che tra l'altro sarebbero in teoria al quarto mandato, E Zaia è addirittura il quarto, Quindi- cioè, non è che chiederebbe il quarto. dici che potrebbe Comunque se essere. la legge, se coloro che hanno votato per la prima volta la legge non erano degli sprovveduti, neanche degli stupidi, ci hanno pensato bene, con i nuovi poteri che ha il presidente della regione, con i nuovi poteri che assumeva il sindaco, con l'elezione diretta, con i nuovi poteri che ha i sindaci, sono stati affidati, era chiaro che fai uno che esecutivamente può fare molte cose, cioè gli dai uno strumento per realizzare. Però 2 mandati sono 10 anni. Che lo so un po'. Ma Questa è la. secondo te, un'ipotesi fatta politica, potrebbe presentarsi per conto suo Zaia? Non credo che Zaia abbandonerà mai la Lega. No.
come non credo a nessuna condizione di conflitto fra i leghisti veneti e i leghisti lombardi. Assolutamente. Oddio, questa è la mia... E sulla spartizione, secondo te, adesso quando si andrà alle regionali, toccherà a Fratelli d'Italia il Veneto forse e la Lega rimane in Lombardia? Professor Maggi, in questo momento la Lega ha la presidenza della Lombardia, del Veneto, del Friuli e del Trentino. La Lombardia è la regione più importante d'Italia. 10 milioni e mezzo qua circa di abitanti. Da sola il 22% del prodotto italiano, del prodotto interno lordo. Quindi è una regione molto importante, molto forte. Consente all'economia italiana di poter correre, per cui non va fermato chi sta correndo, perché se lui corre e crea prodotto e crea ricchezza, li crea per tutti, anche per chi non sta facendo niente. Non ci saranno conflitti. E poi il prossimo appuntamento sono le europee. Per le europee si capirà di... Dalle europee si faranno un po' di equilibri, perché non può che essere che qualcuno vince sempre. Le previsioni? Secondo me, siccome è proporzionale puro, succede né più né meno quello che i sondaggi indicano a questo periodo, cioè Forza Italia attorno all'8,5%, forse 9%, quindi in crescita. La Lega attorno all'8%, Fratelli d'Italia se la Meloni viene candidata più vicino al 28-29 che al 27, e gli altri, ecco, l'unica incognita è: supererà o no Renzi il 4%? Perché se supera il 4% vince, quindi vediamo, probabilmente ci sarà una campagna elettorale molto vivace. Cattiva. Tu dici vivace, ma sarà Dico cattiva. vivace, forse cattiva. Vabbè, lo scopriremo solo Lo vivendo. scopriremo solo vivendo. Questa è la sua frase. Sì. Vero, signor Maggi? Va bene. Allora, terzo mandato, no. Se possibile. Secondo me no. Se possibile. Cioè, se possibile. Biden e Trump, vedremo Biden e succederà, Trump, però sono problemi. come vedete siamo molto incerti. Sono problemi. E le europee si vedrà. L'europeo è proporzionale puro, per cui ognuno potrà votare il partito, neanche la coalizione, potrà votare il partito che più gli piace. No, È il massimo della libertà. ma se la Lega va dal 4-5%, come qualcuno si No. No, dici di no. Assolutamente. Va bene, I con numeri questa, di questo periodo sono. alla vostra. BRT Trasporti, la tua scelta dinamica per le spedizioni nazionali ed estere. Con personale altamente qualificato, garantiamo professionalità e competenza in ogni consegna. La nostra nuova piattaforma logistica, di smistamento del prodotto fresco, vi offre 1800 metri quadri per garantire la freschezza dei tuoi prodotti. Siamo a Taglio di Po, in provincia di Rovigo. BRT Trasporti, affidati a noi per la tua merce, fresca o congelata. Per una logistica fresca e affidabile.